Buonasera a tutti amici azzurri, è sempre Forza Napoli, voglio sempre, comunque e dovunque, perché nonostante il risultato tutto il resto è monnezza. Voglio, mannaggia che la piazza, maronna, meglio cosa sono quelle che non si dicono, mannaggia, ma ci rendiamo conto che abbiamo perso una difesa in merda. Si ripete una volta a storia, ma come si fa, sinceramente, mm, ma, ma è una cosa che mi ha fatto proprio errore elementare, a prescindere che l'Atletico Bilbao ha meritato questa vittoria. E da un lato mi fa pure piacere perché sti 25 milioni di euro e così non si chiamano da sacco scemo, perché così è catto, perché sinceramente sono tutti spostati in nervatura. Ma non si può perdere così. Come si fa? I convinti a città mi risolto un poco problemi in difesa. Invece che è successo? Che è successo? Mi ha fatto le solite figure di merda. Le solite figure di merda. Ma come si fa? Come si fa? Mannaggia, che lo cornuto l'oriao. Come si fa? Mannaggia. Ma poi errore proprio elementare. Il primo gol, ma come si fa tra Britos? Niente di meno, vedete che il difensore si sgancia, no? Si sgancia il difensore. Lei, corre prima, ma che facete per domare? Facete per domare, facete difensore. Che facete? Venite a frutta, che venite? A frutta? Ma io non capisco, pochi là, il portiere, ma mettici un pera sotto pallone e buttarlo là bascia, ma per piacere, ma ci rendiamo conto, no, che abbiamo perso sta partita per figure di merda che abbiamo fatto a difesa, ma ci rendiamo conto. È vero, con tutto rispetto Atletico Bilbao, perché ha meritato, ma amore di ma però ci hanno messo pure un nuovo, ci hanno messo pure un nuovo, che sangue la miseria, mannaggia, ma poi a centrocampo, allora, tra parentesi, io pure che non sono tanto amante di Gargano, però Gargano se l'ha meritato, però ci voglio la qualità a mezzo campo, perché Gargano in coppa a 10 passaggi, lui ti fa buono, c'è uno che da palla e punto l'annanza, sinceramente, poi sempre sti lanci lunghi e palle perse. Nel primo tempo proprio disastroso. O secondo tempo, beh, come chiudo gol e amma si caì, si è cagnata la partita e poi il secondo gol, sì, il secondo gol, per quale motivo? Mannaggia la miseria. Allora, voglio qui non ci visto la cazzimma, perché con il primo gol che hanno fatto ci voleva la cazzimma, ci voleva la cazzimma, perché se c'era il secondo gol là, ma arriva su Atletico Bilbao, sarei scarupato. Infatti, come ha fatto una unica a creduto, poi ci ha messo a fare figure di merda a difesa, e mi ha parato proprio quadro la respirazione. No, non si può fare, non si può fare, sempre perché aspettiamo sempre all'ultimo a tutto perché te giocatore, per non ci portare per eliminare. Vabbè, comunque non è successo niente, ma asciutto, ok, dedichiamoci al campionato, sperando che mo facciamo cose buone, però sinceramente cioè, la rabbia è tanta perché non si può perdere così, non si può perdere, non si può perdere, per piacere. No, non esiste, non esiste. Io non ci sto a perdere così. Perciò, ma gli dice una cosa, presidente, tu sei sfastriato. Presidente, vedi quello che tiene a fare 25 milioni, non ti so trasuto, a me non mi passa manca per capo. Non mi passa manca per capo. Ma ve lo dico in italiano, non me ne frega neanche un pip. Non me ne frega. Mo' è accattato perché mi fanno un campionato dignitoso. E mi vedi, voglio vedere lo scudetto, voglio vedere, ma ci sfastriato. Mi sono scocciato. Ma io sono troppo nervoso, perché sinceramente con 1-0 l'Atletico Bilbao ha cominciato a cedere, perché comunque, come vi ho detto, mi ha fatto il primo tempo penoso,
Poi facendo un gol, beh, abbiamo preso un po' di fiato. Poi abbiamo fatto riprendere di nuovo all'Atletico Bilbao. E che succede? Abbiamo fatto il figure in merda di vita. Comunque, una cosa voglio dire, che sia ben chiaro. Presidente, vedi quello che ti ne fa, perché io sinceramente, vogliamo vincere, basta. Mo ci abbiamo dedicato al campionato, ok, mi sciuto la Champions League, non ci abbiamo qualificato, ok, che ben venga, in Europa League, va benissimo. Però chi stanno voglio soddisfazione in campionato, perché se no ti martella la mattina alla sera, sempre te fa con la chiave, spero di smentire. Però la promessa mia è quella, perché io sinceramente voglio vincere, noi vogliamo vincere, vogliamo tricolore, ci sfastriamo, ma capite che ci sfastriamo? Voglio, io vi saluto, sto come Nuriavolo, un bacione forte e sempre forza Napoli, voglio, sempre comunque e dovunque, al di là dei risultati, al di là di tutto, il Napoli va sempre amato e rispettato. Ciao belli, da parte mia e dei Ciucciarelli, un forza Napoli. Ciao a tutti.